Il Consiglio regionale oggi ha ospitato il gruppo cicloturistico di Portoviro, i Free Bikers, che diventa per questa occasione ambasciatore del territorio veneto in Thailandia. A loro, facendo i migliori auguri per l'impresa, che non è da poco, che non è da tutti, affidiamo anche un messaggio dal nostro Consiglio regionale, e cioè la forza delle relazioni tra i popoli, tra le persone, tra le comunità. Incontreranno culture diverse, realtà diverse, però poi alla fine avranno a che fare con persone in carne ed ossa, comunità vive che hanno un'esperienza e una tradizione da comunicare e che saranno oggetto di ulteriore conoscenza anche per il nostro territorio veneto di queste realtà. Quindi un'opportunità sociale, culturale e anche turistica, perché attraverso le relazioni che loro rafforzeranno in questa visita che faranno all'ambasciata, alle realtà e alle istituzioni locali, porteranno la nostra volontà di costruire un ponte, di rafforzare un ponte per dare anche poi una risposta quando torneranno, per poterla fare diventare strutturale e prolungata nel tempo tra il Veneto e la Thailandia. L'esperienza dei Free Bikers di Portoviro è interessante e suggestiva allo stesso tempo ed è un modo per costruire ponti in un mondo dove sempre più invece crescono muri. Ecco, questo interscambio culturale, questo far conoscere e questo conoscere anche popoli e tradizioni diversi è un modo che guarda avanti e soprattutto pone il Veneto in termini di dialogo e di apertura verso il mondo. Il nostro viaggio inizierà mercoledì 23 febbraio da Venezia, arriveremo in terra thailandese il 24 febbraio per un viaggio di circa 1200 km in 12 giorni. Il nostro viaggio inizierà dal sud della Thailandia, quindi da Krabi, seguirà tutta la costa per arrivare sino a Bangkok. Da Bangkok poi ci trasferiremo nel nord della Thailandia, quindi a Chiang Mai e Lampang, dove abbiamo scoperto che operano i nostri missionari veneti, quindi andremo a scoprire un po' il loro operato, il loro lavoro che fanno, che è un po', diciamo così, un po' nascosto, un po' messo da parte, quindi andremo a scoprire un po' questa realtà e abbiamo scoperto addirittura che uno di questi missionari è un missionario di Portoviro, la città dove abitiamo noi. In questa nostra iniziativa porteremo su un contributo che abbiamo raccolto presso il centro salesiano di San Giusto di Portoviro, che hanno raccolto durante l'estate ragazzi. Quindi è un duplice scopo, non solo visitare ma portare anche qualcosa che serva. Sono qui in forma ufficiale per dare il saluto ai nostri 4 giovanotti che questa volta andranno in Thailandia. Siamo abituati a questi viaggi importanti, è un veicolo di pubblicità per il nostro territorio, è un modo per dire esistiamo noi veneti, esistiamo anche noi polesani e andiamo a scoprire il mondo che ci vuole bene tutto sommato. È un veicolo turistico per arrivare anche nei nostri comuni. Questo gruppo di veneti che si reca in bici per la Thailandia fa onore innanzitutto allo sport, in particolare il ciclismo, che è uno sport molto praticato nel Veneto, e innanzitutto è anche l'idea di portare praticamente i veneti a percorrere le strade della Thailandia, vuol dire sostanzialmente unire questi due popoli. Voglio ricordare, l'anno scorso abbiamo celebrato i 140 anni di amicizia tra Italia e Thailandia, perché il Rama Re 5 venne veleggiando dal Siam. All'epoca non esisteva la Thailandia, esisteva il regno del Siam, di cui la Thailandia comunque con la sede ad Ayutthaya era la capitale, e venne a Venezia come prima città europea e si innamorò della nostra città, si innamorò della nostra cultura, al punto che l'edificio del primo ministro è in stile bizantino, infatti assomiglia molto al Palazzo Ducale, e la sala del regno del trono è stata decorata da Galileo Chini, un artista italiano,
e la cultura italiana e veneziana è stata presa in forte considerazione al punto che da Re Rama V, che è stato un innovatore, è diventato sostanzialmente l'Italia come punto di riferimento.